Guardatela bene perché presto Piazza della Repubblica subirà un restyling. Nuovo manto, nuova viabilità e nuovi panorami. Partiranno verso fine mese i lavori secondo il nuovo progetto varato dalla Giunta Barbierato e presentato alla cittadinanza in una affollatissima conferenza tenutasi a Villa Bassi. Via i totem di informazione in cemento, nuove pavimentazioni in materiale drenante prive di barriere architettoniche e una aiuola, ma in tutto questo la fontana rimarrà lì dov'è. Particolare attenzione alla viabilità sostenibile nel nuovo progetto che vede Abano sempre più bike friendly, con percorsi ciclabili verso Villa Bassi e Viale delle Terme. Parte della piazza diventerà pedonale e potrà dunque essere vissuta maggiormente da turisti e abitanti. Infine, sul fronte della viabilità cambierà il senso di marcia su via Mazzini, che diventerà a senso unico verso Villa Bassi. I lavori affidati alla ditta MPF di Parma avranno una durata stimata di 150 giorni ed un costo di 400.000 euro. Sfiscia Channel News, Abano Terme.